e ci dà fastidio vedere l'invasione che si sta facendo dalla Sardegna, che si sta ripetendo, non sono razzista, ma si sta ripetendo i nostri colori gialli e neri, mentre i nostri figli stanno emigrando a migliaia fuori dalla Sardegna. Io giro il mondo, quest'estate sono stato una settimana in vacanza a Londra e sull'aereo di EasyJet in aeroporto ho incontrato decine e decine di giovani, per carità, tutti positivi, tutti inseriti, tutti con una gran voglia di fare, tutti con una gran capacità, laureati e diplomati, ma tutti con l'amarezza di essere costretti a emigrare per guadagnarsi un futuro lavoro personale. Questa è la nostra triste realtà. E allora siamo indipendentisti ma con i piedi per terra. Non possiamo rassegnarci a dire indipendenza del voto, non ci piace il sovranismo che è fatto nel modo comunale per dire il pensiero al tavolo del governo, d'accordo perché penso nel mentre si scrive il congresso di tassi, lavoro, costruire il consenso in giro, come le cose dei mani, fa questo. E allora siamo federalisti. Federalista come Giovanni Battista Tuberi ci ha raccontato l'assessore, oggi quest'anno, in questo periodo, si festeggiava il bicentenario della nascita, non il centenario della nascita, e il centenario della morte. Giovanni Battista Tuberi è comunque sicuramente il primo grande federalista sacro. Stiamo parlando dei tempi della post-Unione perfetta, del periodo della nascita dell'Italia, come è stato sovrano. Ma ci sono altri grandi federalisti dell'epoca più recente, e alcuni i più grandi sicuramente sono stati Lusso e Pirini, che sono quelli che hanno fatto nascere il vostro paese. Sono d'accordo con Gesuino Puletta. Per costruire l'indipendenza ci vuole un progetto, lui ha detto politico e economico. Cioè oggi noi siamo all'interno di una situazione economica che vede il nostro PIL che per il 2 terzi è derivato dal trasferimento dello Stato interno e per un terzo dalla produzione della nostra economia. Come a dire che se domani di posto noi diventiamo dipendenti, il nostro PIL scende all'indipendenza del PIL che ci siamo. Fatemi vedere come in Egitto per vedere che cosa succede. Poi qualcun altro mi dice ma noi siamo al governo, stiamo costruendo il progetto. Attenzione, quando siete stati al governo, fate un esempio. Devo dire che c'è un regolo solo, non l'ho visto. Però se qualcuno deve felicitare. Allora, quando noi siamo al governo, facciamo delle leggi senza renderci conto di quali sono gli effetti. Pensiamo al piano paesistico regionale, che nella sua tendenzialità prevede che nelle strade di camminazione agraria non si possa usare nell'asfalto e nel cemento. E prevede che in un territorio che ha fortissima vocazione turistica tu devi costruire infrastrutture solo di utilizzare. Questo è il governo. La giunta del governo che ha provato del cinema non ha cambiato, non ha modificato questo piano paesistico regionale, che è quello che condanna la Sardegna ad essere assistita perennemente. Quindi che progetto di indipendentismo noi dobbiamo costruire se siamo complicati, se dobbiamo essere su banchi, cioè cosa vogliamo costruire? Se non ragioniamo di queste cose, se continuiamo a lamentarci perché lo Stato non ci dà, perché lo Stato ci può, allora continueranno. Noi siamo inerti, siamo drogati dall'assistenzialismo, 2 terzi del nostro posto non lavora, ma non perché non abbiamo voluto, perché c'è una politica che lo costringe a stare così fermo e inerte. Allora noi dobbiamo partire da quello, dall'agricoltura e dal turismo, non ce n'è altri settori per creare lavoro e sviluppo, non ce ne sono qui, agricoltura e turismo. Io stesso, che dopo tanto lavorare nel campo di imprese e soprattutto dell'aggregazione di imprese, come
consultato con l'autore della Banca di Carta, ci capiamo, per dire che una iniziativa, una grande iniziativa di credito cooperativo di tuttora esiste. L'anno scorso per la Dio abbiamo guadagnato 1.600.000 euro, la cosa nata nel 2004 che oggi fa fortissimi utili da grandi servizi del settore bancario. Quindi noi siamo per la delegazione, non abbiamo detto come per noi siamo disponibili. Proprio iniziative concrete noi riusciamo a sostenere. E questo lo dobbiamo fare anche nella politica, nel campo identitario. Sgombrando il campo dalla posizione ideologica, uno che dice che gli indipendentisti di sinistra sono seri, dipende dall'ideologia. Allora sgombriamo il campo da parte ideologica. Che cosa dobbiamo costruire noi? Spero ma anche su tutti gli altri problemi su un percorso serio che non può essere di quello diverso, perché oggi sottrarci dall'Italia, sottrarci dallo Stato italiano è un'impresa ardua, improbabile e smontosa. Il percorso federalista è quello più praticato, lo abbiamo capito, eravamo in base statutari, lo avevamo capito per gli altri gruppi quelli. Dobbiamo avere il coraggio di proporre, quello lo possiamo fare da soli. Bisogna fare con tanti altri italiani che aspirano anche loro ad avere il percorso di autonomismo reale, di autonomia reale e di indipendenza. E quindi non passiamo noi, dobbiamo darci intorno in Italia. Se su questi temi ci possiamo incontrare, noi siamo disponibili a dare il nostro piccolo contributo. Grazie. Grazie a questo. Per quanto riguarda la conservazione abbiamo l'articolo 1 a cui siamo vincolati. Abbiamo l'amico professore Gigi Sala, anche lui un